L'accoltellamento di Mogliano, Marta Novello è stata dimessa oggi dall'ospedale ed è tornata a casa. Il papà dice grazie che ci è stato vicino, sta bene ma la convalescenza sarà lunga. Pasqua e Pasquetta blindate, giro di vita delle forze dell'ordine sui controlli. L'assessore regionale alla sanità Lanzarin dice siamo ancora in trincea ma dobbiamo tenere duro, c'è una luce in fondo al tunnel. A Castelfranco oggi la sperimentazione del vaccino somministrato in auto in modalità drive-in, protagonista oltre 400 persone ad accesso diretto della classe 1935. Viola la quarantena e visita i pazienti nei guai una dentista di Mestrino nel Padovano, studio sequestrato dai carabinieri del NAS. Tragico incidente stradale a Piombino Dese, 19enne perde il controllo della moto e muore, poche ore dopo il ricovero in ospedale a Treviso, frequentava il liceo Castelfranco. Lapidi distrutte, fiori strappati, shock al cimitero dell'Arcella a Padova, danni ingenti, lo sdegno dei cittadini per il raid vandalico, indaga la polizia. Vasto incendio nei boschi del Monte Telegrafo a Crespadoro tra Vicentino e Veronese, protezione civile in azione dall'alba, corsa contro il tempo di Canadair ed elicotteri per spegnere le fiamme. Sarà un'altra Pasqua diversa dal solito, ma domani Antena 3 non vi lascia soli, maratona TV per tutto il giorno dalle 10 del mattino, ospiti, musica, collegamenti e la messa del Patriarca. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto dunque si apre con la cronaca perché, come avete visto e sentito dai titoli, a meno di 2 settimane dal drammatico accoltellamento di Marocco di Mogliano Veneto, Marta Novello è fortunatamente tornata a casa. Marta varca il cancello della sua abitazione poco prima delle 14:30, è in auto con il padre mentre ad attenderla fuori sono gli amici di una vita che la scortano e fanno in modo che il suo ingresso in casa sia il più veloce e riservato possibile. Un vero e proprio scudo umano. Marta non vuole parlare, dicono, e anche loro preferiscono non rilasciare dichiarazioni. Resta il fatto che in questo sabato di Pasqua quello di Marocco è un sospiro di sollievo collettivo. A quasi 2 settimane dall'aggressione per la quale si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio e tentata rapina aggravata, un quindicenne che abita a poche centinaia di metri in linea d'aria. A rompere gli indugi è però il papà di Marta, Luigi Novello. Diciamo sì che non possiamo non essere felici. Marta sta abbastanza bene, diciamo che adesso cammina con le sue gambe. Avrà ancora un lungo periodo di convalescenza per rimettersi. Però insomma un passetto alla volta. Una convalescenza quindi che si preannuncia lunga, come spiegano anche dall'ULSS. In 2 settimane di ricovero, prima in terapia intensiva, poi in chirurgia, Marta ha subito 3 interventi. Il primo per le ferite multiple riportate, tra cui una penetrante alla schiena che aveva raggiunto fegato e polmoni, il secondo di chirurgia plastica per la sutura di numerose ferite agli arti e al volto, un terzo per la lesione di una mano. Ferite in via di guarigione, spiega il dottor Stefano Formentini, direttore del Cafoncello, ma serviranno altre visite per il trattamento delle cicatrici. Ad augurare pronta guarigione a Marta è l'intero staff dell'ospedale con il direttore generale Francesco Benazzi. Siamo stati tutti molto toccati e coinvolti dalla vicenda di Marta, siamo felici di averla dimessa per Pasqua, rientrare a casa è un passo verso la guarigione. Le parole di Benazzi, ai sanitari il grazie di Papa Luigi. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutto l'ospedale Cafoncello e tutti gli staff medici che hanno seguito Marta, che sono stati splendidi tutti quanti. Ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questo momento e che hanno dato la forza anche a Marta per venire fuori. Papa Luigi che lancia anche un appello. Diciamo che adesso ha bisogno di stare tranquilla. Di essere lasciata in pace. Di essere lasciata in pace da tutti. Torneremo alla cronaca fra poco, ora torniamo a parlare però della Pasqua ormai alle porte, una Pasqua e una Pasquetta che saranno blindate. Come sapete abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi il giro di vita imposto anche dal Viminale alle prefetture anche del Veneto per i controlli delle forze dell'ordine appunto per evitare gli assembramenti, le gite fuori porta. Insomma sapete quali sono le regole. Sarà una seconda Pasqua in zona rossa che l'assessore regionale Manuela Lanzarin commenta così nel prossimo servizio: una Pasqua ancora in trincea ma forse una luce in fondo al tunnel.
Dopo un anno intero di lockdown, zone rosse, restrizioni e difficoltà, anche questa Pasqua sarà una festività in trincea per i veneti. Ennesima Pasqua purtroppo di restrizioni, ancora in trincea, ma speriamo insomma che questa sia effettivamente l'ultima di una lunga serie di restrizioni e di questioni insomma delicate, pericolose, emergenziali che abbiamo dovuto affrontare. La fine di questa emergenza è già nel mirino, la luce in fondo al tunnel si fa sempre più forte e vicina, ma non bisogna abbassare la guardia. Vogliamo vedere la luce in fondo al tunnel e sicuramente con le vaccinazioni, con tutte le operazioni che stiamo mettendo in atto, e qui permettetemi anche di ringraziare e di fare gli auguri a tutti i nostri sanitari, a tutti quelli che sono impegnati anche durante questi giorni di Pasqua per permetterci di essere più tranquilli, per permetterci di essere più in sicurezza. Pasqua vuol dire passaggio e quella del 2021 potrebbe essere la Pasqua della rinascita, del ritorno graduale verso la normalità o del raggiungimento di una nuova normalità. Io mi auguro effettivamente che questa sia una Pasqua di ripartenza per tutti noi e di un ritorno graduale, lento alla nostra quotidianità, alla nostra normalità. Poi ci sono però anche le categorie economiche che fanno i conti con la realtà dell'odierno, la crisi pandemica e poi anche quello che potrebbe essere il futuro. La CGIA di Mestre lancia l'allarme: il 2021 potrebbe essere l'anno d'oro del lavoro nero. In quest'ultimo anno la crisi pandemica ha provocato una perdita di circa 450.000 posti di lavoro. Con le chiusure imposte nelle ultime settimane a tanti di questi disoccupati si sono aggiunti molti addetti del settore alberghiero e della ristorazione e altrettante parrucchiere ed estetiste che quotidianamente si recano nelle case degli italiani a esercitare irregolarmente i servizi e le prestazioni più disparate. Un numero di invisibili, difficilmente quantificabile e stimati qualche anno fa dall'Istat prima dell'avvento del Covid in circa 3.200.000 persone, dati forniti dalla CGIA di Mestre. Nelle zone rosse stanno dilagando i lavoratori in nero che si recano nelle case degli italiani per realizzare piccoli lavoretti o servizi alla persona. E nel frattempo il virus ringrazia, perché in un salone di parrucchiere, ad esempio, è più difficile contagiarsi rispetto a un'abitazione privata dove un abusivo si presta a fare un taglio o una messa in piega. Le chiusure in zona rossa fanno crescere questa piaga. Pertanto, dove è possibile, bisogna riaprire le attività momentaneamente chiuse, perché a differenza delle abitazioni private sono più sicure, più protette e più controllabili. Nei prossimi mesi purtroppo la situazione è destinata a peggiorare con lo sblocco dei licenziamenti previsti dapprima a fine giugno per coloro che lavorano nelle piccole, medie e grandi imprese e successivamente in autunno per quelli che sono occupati nelle micro e piccolissime aziende. C'è il pericolo che il numero dei senza lavoro aumenti in misura davvero importante. I parrucchieri citati da Zabeo nel servizio riapriranno da martedì, poi bisognerà capire per quanto, perché poi comunque come sapete la calibrazione delle fasce viene fatta settimanalmente. In ogni caso c'è invece chi resta chiuso anche in zona arancione e sono i ristoratori, e sarà una Pasqua ancora una volta di lacrime. Come vi state organizzando per questa che è la seconda Pasqua in lockdown in zona rossa? Stiamo facendo in pratica una copia di quello che è successo a Natale. Ci stiamo organizzando con i nostri clienti, abbiamo fatto un menù, l'abbiamo mandato e poi chi vuole verrà a ritirarlo e chi vuole lo consegneremo a casa e cercheremo di fare la Pasqua in questa maniera. E che cosa prevede il vostro menù? Qual è il piatto che non può mancare? Beh, a Pasqua non può mai mancare l'agnello, quindi assolutamente. Poi l'asparago, che adesso è cominciato, per cui dalle asparagi e uova, è abbinato ai primi, agli antipasti, marinati. Stiamo facendo dei piatti comunque tipici della Pasqua, chiaramente, però che siano forse un po' più comodi per asporto, perché chiaramente bisogna calcolare anche che asporto, cioè non so, puoi fare i tortellini brodo, insomma, chiaramente. Speriamo bene perché non ci sono molte aspettative di vendita, penso che si andrà peggio dell'anno scorso. Rispetto alla Pasqua tradizionale, che calo c'è stato, insomma?
direi il 100%. Noi siamo nati come takeaway e oltre che come ristorante, quindi noi sostanzialmente siamo sempre stati organizzati per il delivery. Abbiamo il nostro menù alla carta e quindi uno può scegliere il piatto e lo consegniamo pronto sostanzialmente. Speriamo che si venda qualche cosa, si porta via qualche cosa, perché in questo momento qua di pandemia sotto zero, ma io penso che non facciamo anche il 30-35%. Nel frattempo, come detto prima, i controlli ci saranno, ma già ci sono, come quelli messi in campo in queste ultime ore dal nucleo Natanti in Laguna. 7 persone sanzionate. I carabinieri del nucleo Natanti di Venezia, nell'ambito dell'attività di controllo lagunare marittimo finalizzato alla vigilanza sul rispetto delle norme anti-Covid e delle festività pasquali, hanno intensificato l'attività di pattugliamento navale, non soltanto, su tutte le isole della laguna e nel tratto costiero di competenza. Negli ultimi 2 giorni, a fronte di circa una quarantina di controlli, molti dei quali operati su richiesta di cittadini, sono state elevate 7 contravvenzioni per diverse violazioni della normativa anticontagio. Nello specifico, i militari sono intervenuti per interrompere assembramenti e riscontrando nello stesso frangente altre irregolarità, come il mancato utilizzo della mascherina e lo spostamento da un comune ad un altro senza giustificato motivo. Delle 7 persone sanzionate, 3 erano alla guida di piccole barche da diporto, motivo per il quale la sanzione ha un importo più elevato. Il dispositivo di controllo in laguna, rinforzato con più motovedette e integrato con i servizi in sinergia con le altre forze di polizia, si protrarrà anche nei giorni delle festività pasquali. A proposito di controlli, uno in particolare ha fatto emergere una situazione molto grave, quello di una dentista in zona di Mestrino, nel Padovano, che era positiva stando alle indagini, ma continuava a visitare i pazienti. Nonostante fosse positiva al Covid, continuava a visitare i pazienti mettendoli in grave pericolo. Protagonista una dentista con studio medico a Mestrino in via Marco Polo. La dottoressa non solo avrebbe violato la quarantena, ma avrebbe esposto tutti i suoi pazienti ad un rischio elevato di contagio. La segnalazione è arrivata ai carabinieri del NAS di Padova proprio da parte di un cliente. La dottoressa era risultata positiva. L'esito del tampone è stato registrato dal SISP, il servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL 6 Euganea, che ora sta provvedendo a contattare tutti i pazienti visitati nelle ultime 2 settimane. Dopo il controllo da parte dei carabinieri del NAS, lo studio medico è stato chiuso fino a data da destinarsi, sospese tutte le visite. La procura ora dovrà esprimersi anche sui provvedimenti a carico della dottoressa, che rischia l'accusa di epidemia colposa. Oltre a questo, la dentista rischia provvedimenti disciplinari e una multa da 500 a 5.000 euro. Adesso apriamo una pagina dedicata ai vaccini. Prima però di vedere la sperimentazione di Castelfranco con il drive-in, parliamo un po' della questione dei ritardi, dei vaccini, le dosi a singhiozzo, insomma le problematiche di questo periodo che hanno anche influito ovviamente sulla situazione concreta delle vaccinazioni. Ne ha parlato il virologo Maurizio Pregliasco in diretta con noi. Sentite cosa ha detto. Rimane l'incognita delle dosi, perché io credo che oggi in Veneto, ma non solo, lo dico anche per la mia Lombardia, la struttura c'è per vaccinare e anche nel mio ospedale al Galeazzi di Milano stiamo andando con le vaccinazioni al trotto, ma siamo organizzati per andare anche al galoppo, ma ovviamente ci mancano le munizioni. Io credo che siamo proprio nella stessa situazione paro paro delle mascherine, no? Ricordiamo insieme il disastro, il dolore, la sofferenza, i pasticci che ci sono stati, anzi che ancora continuano a esserci magari sulla qualità di alcune delle mascherine in commercio, no? Perché c'è un bisogno che in quel caso si era incrementato praticamente da un giorno all'altro rispetto alle esigenze normali. Io credo nell'arco di 3-4 mesi i vaccini ne avremo in abbondanza, potremo anche sceglierli, alla luce anche del disastro comunicativo che c'è e che mi ha fatto vedere anche ieri una nostra candidata alla vaccinazione che non voleva AstraZeneca ma voleva Moderna perché era anche meglio di Pfizer. Questo è incredibile perché non è così, però no, la comunicazione anche sulla qualità dei vaccini porta a differenze di virologi, diciamo così, da bar che hanno intrasentito questa grande infodemia a volte pasticciona. Dobbiamo
immaginare questa come un'epopea, come una guerra, se vogliamo usare questo come dire, paragone, che ovviamente come tutte le guerre deve vedere una flessibilità e una riorganizzazione, quindi anche un po' di pazienza da parte dei cittadini rispetto a quelle che possono sembrare rispetto alla propria, diciamo, esigenza degli infastidimenti o dei ritardi. Quindi una flessibilità massima e una massima, diciamo, disponibilità di occasioni. E allora, le occasioni, una occasione particolarmente importante perché la prima come sperimentazione era quella del vaccino in modalità drive-in, direttamente in auto. La sperimentazione oggi è andata bene a Castelfranco. Sono molto contenta, mi sento rassicurata e ho molto stima e fiducia di voi tutti, dei medici. La signora Giuseppina attendeva con ansia questo momento e con lei tanti coscritti del 1935 chiamati al Vax Day in tutta la Marca, campagna vaccinale che a Castelfranco ha visto la sperimentazione della modalità drive-in nel piazzale del Melody, anamnesi e inoculazione direttamente in auto. Troppo bene così, vedendo dove che lo fanno in altre parti, c'è da mettersi le mani sulla testa. È tanto che aspettavi, perché la moglie è già fatta un mese fa, che è più giovane di me. Il Vax Point a Castellano è riuscito a vaccinare circa 35 persone all'ora, anche grazie all'aiuto arrivato ai sanitari dai carabinieri in pensione e dagli alpini, i primi incaricati di gestire l'arrivo degli assistiti, i secondi di accompagnare i veicoli nell'area di sosta. Poca attesa nelle file e quindi mi sembra che insomma, la gente risponde in maniera molto efficace. Sul posto diversi sindaci del territorio che si sono accertati che tutto filasse liscio. È sicuramente una soluzione che per la Castellana è un'ottima soluzione, consente la comodità, consente anche l'avversità, di superare le avversità del meteo. Siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a ottenere, ringraziamo anche chiaramente l'USL, il direttore generale, per la disponibilità che ci ha concesso. Noi questi giorni ci siamo attivati con le assistenti sociali che sono passate casa per casa e che hanno dato le indicazioni tranquillizzando il più possibile. Un modello da replicare in tutta la Marca anche per il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia. Io penso che oggi questa sperimentazione dia degli elementi all'ULSS per poter essere sempre più performanti nella inoculazione dei vaccini e ne abbiamo bisogno. Resta la gioia di chi da mesi è costretto in casa. Se sarà in casa, se va sull'orto, se va a fare la spesa e nient'altro. Mi ha intristita molto, io sono molto solare per natura, comunque sento la tristezza. È giusto fare. E dopo sarà quel che Dio vorrà. Torniamo alla cronaca con una tragedia della strada, un 19enne di Piombino Dese che muore poche ore dopo il ricovero in ospedale dopo un tragico incidente in moto. A distanza di qualche ora dal terribile incidente, il cuore di Alessio Bariam Canagi ha smesso di battere. È morto alle 8 di questa mattina all'ospedale di Treviso, il 19enne che ieri sera ha perso il controllo del suo scooter Yamaha finendo violentemente a terra. Il grave incidente è avvenuto in via Meolde a Piombino, dove il ragazzo abitava con la famiglia. La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la sera di venerdì, quando il ragazzo è uscito con lo scooter per fare un giro fra le strade del comune. Si era allontanato poco dalla sua abitazione quando ha perso il controllo. Il giovane è stato subito soccorso e, vista la gravità delle condizioni, trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello. Questa mattina la terribile notizia: Alessio, in seguito alle ferite riportate, non ce l'ha fatta. La famiglia del giovane è molto conosciuta in paese. Il papà lavora nella macelleria di un supermercato proprio nel comune di residenza. Il 19enne studiava al liceo Giorgione di Castelfranco. Ben voluto da tutti, era appassionato di calcio, tanto che giocava nelle giovanili dell'Union Dese. Questa mattina la società, nella sua pagina Facebook, ha voluto ricordare Alessio. E presentava una ferita alla gola compatibile con una coltellata il corpo di Mattia Fogarini, ragazzo padovano di 21 anni, il cui corpo è stato ritrovato giovedì mattina nel Bacchiglione. Questi sono i primi risultati dell'autopsia eseguita ieri pomeriggio. Secondo la procura, il ragazzo avrebbe tentato di uccidersi piantandosi un coltello alla gola prima di decidere di farla finita gettandosi nel fiume. Al momento non ci sono sospetti che qualcun altro lo abbia aggredito. La stessa famiglia aveva detto ai carabinieri che Mattia, prima di allontanarsi di casa domenica 21 marzo, avrebbe
preso un coltello da cucina. Tuttavia i militari non escludono nessuna pista e procederanno quindi all'acquisizione di tabulati telefonici per capire se qualcuno abbia avvicinato il giovane. All'origine del gesto si ipotizza una delusione amorosa. I funerali si terranno la settimana prossima. E adesso la corsa contro il tempo della Protezione Civile regionale con i Canadair e gli elicotteri, i vigili del fuoco per spegnere l'incendio che è scoppiato da molte ore sul Monte Telegrafo tra il Vicentino e il Veronese. Immagini della corsa contro il tempo nel tentativo di domare le fiamme divampate in nottata sulle pendici del Monte Telegrafo in Alta Val Chiampo, a Crespadoro, al confine tra le province vicentina e veronese. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco con le autobotti, degli uomini della Protezione Civile, impegnati dall'alba 2 Canadair della Protezione Civile, 2 elicotteri regionali, ostacolati nelle operazioni di spegnimento aereo dalla fitta nebbia della mattinata, al punto che i voli del primo elicottero sono stati sospesi per qualche ora e poi ripresi nel pomeriggio. Da terra il coordinamento della Direzione Operazioni di Spegnimento Regionale, che ha lavorato con il supporto dei forestali del servizio antincendio boschivo, predisposte vasche per il pescaggio dell'acqua. Si lavora con l'obiettivo di concludere le operazioni entro la serata, salvo aumenti di vento e altre problematiche. L'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che ha seguito l'evolversi della situazione dall'inizio, ha espresso il ringraziamento per le squadre intervenute e l'alta professionalità dimostrata. Intanto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine del rogo. E proprio una nota dell'assessore regionale Bottaccin, che ringraziamo, ci informa che fortunatamente l'incendio è stato spento proprio poco fa, quindi la situazione è sotto controllo. Grazie ancora dunque all'assessore regionale Bottaccin per tutti gli aggiornamenti anche in tempo reale. A Padova di nuovo è stata una mattinata di shock nella zona dell'Arcella quando ci si è trovati di fronte a lapidi distrutte, letteralmente distrutte, ma non solo, all'interno del cimitero. Un atto vandalico. Lapidi spezzate, croci sradicate, fiori strappati e un tappeto di vetri. Una scena di devastazione, quella che la mattina del sabato di Pasqua si è parata davanti ad un signore che stava portando un mazzo di fiori al cimitero dell'Arcella a Padova. Nella notte un gruppo di vandali ha fatto irruzione nel Camposanto, compiendo un vero e proprio scempio. I vandali quasi sicuramente sono entrati da qui, approfittando del buio e del fatto che questa zona è scoperta dalle telecamere. È qui che si stanno concentrando i rilievi della polizia scientifica. Il gruppo di vandali ha scavalcato il muro che costeggia il Parco Milkovic e in pochi minuti si è accanito con violenza su tutto quello che trovava. Da quello che ho potuto constatare non ci sono state profanazioni di tombe, questo tengo veramente a dirlo perché credo che sia una preoccupazione che in tanti cittadini possono avere, però atti vandalici che hanno messo ovviamente un po' a soqquadro in particolare alcune cappelle di famiglia e soprattutto tanti vetri in giro. Il raid è avvenuto intorno alla mezzanotte. Un residente ha sentito schiamazzi provenire dal parco e rumori nel campetto da calcio che è stato danneggiato. Ecco cosa ci racconta. Verso mezzanotte e mezza, quando ho sentito dei rumori metallici fortissimi, e mi sono accorto anche con un mio vicino che avevano scaraventato a terra le porte, una porta del campo da calcio della polisportiva. Suppongo che la devastazione al campo sia stata fatta dopo il raid in cimitero. Quindi fuggendo, probabilmente sono fuggiti verso via d'Avanzo e fuggendo sono passati per il campo, sono andati probabilmente come avete rilevato, sono andati a ripulirsi agli spogliatoi del centro sportivo. La polizia scientifica per tutta la giornata è rimasta all'interno del cimitero. Non sono state rilevate scritte di tipo religioso, satanico o politico. I vandali si sarebbero accaniti anche sulle telecamere di sorveglianza per impedire che immortalassero il raid. Residenti e familiari dei defunti sono rimasti sconvolti. Ho scoperto anche dalla cliente che ha segnalato per prima la cosa che erano stati dei vandali che hanno distrutto la parte sul retro del cimitero. Mi ha detto che praticamente la cappella dei frati ha tutti quanti i vetri rotti. Mi ha detto dilaniato delle tombe, anche delle croci, le hanno smembrate, con quelle devono aver distrutto tutto il resto. Comunque era pieno di vetri rotti per terra.
Adesso torniamo a parlare del sequestro di oltre 300 tonnellate di pellet da parte della Guardia di Finanza di Vicenza in alcuni magazzini del Vicentino, tra cui quello di Camisano Vicentino. Nel servizio andato in onda nel nostro telegiornale di ieri si parlava di irregolarità dei marchi che sarebbero stati identificativi di una provenienza diversa del pellet rispetto alla sua origine, inducendo, secondo i finanzieri, in inganno il consumatore. Riceviamo a questo proposito e pubblichiamo la richiesta di rettifica da parte dell'azienda di Camisano Vicentino, la quale specifica che i marchi di imprese in questione sono stati presentati come da norma nel 2020, registrati dal Ministero dello Sviluppo, oltre a detenere la massima certificazione M+. Inoltre è stato chiesto per vie legali il dissequestro del pellet. Siamo in chiusura, ma solo per ricordarvi dell'importante appuntamento di domani, una giornata davvero da passare insieme. Sarà una Pasqua ovviamente in zona rossa e resa complicata ovviamente dal Covid e dalle restrizioni. Allora per questo Antena 3 domani non vi lascia soli e, come è successo a Natale, dedica a tutti voi una maratona speciale, una maratona TV, una non stop dal territorio con tanti ospiti, musica e sorprese per tenervi compagnia in una giornata particolare. Si parte alle 10 del mattino, qualche minuto prima, insomma delle 10 del mattino, con la diretta della Santa Messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia, celebrata dal Patriarca di Venezia, e dopo la Santa Messa la nostra diretta dove appunto non mancheranno, dicevamo, tante sorprese fino al telegiornale delle 19:30 di Treviso. Ma, e lo possiamo rivedere, voi protagonisti ancora una volta, come è successo a Natale, sarete anche voi, perché potrete chiamare al numero 0422 162 8332 per fare i vostri auguri in diretta a chi volete voi, oppure mandare al 351 175 5340 i vostri messaggi WhatsApp, ma anche i vostri video di auguri. Quindi da domani mattina dalle 10 non perdete questa maratona di Pasqua insieme a noi. Una notizia di servizio: per l'occasione, vista la diretta e la non stop eccezionalmente soltanto domani, non ci sarà la puntata della Zanzega prevista, e anche la puntata delle pillole in digitale che era prevista domani alle 13:30 andrà in onda lunedì alle 13:30. È davvero tutto, adesso vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Giornata di Pasqua con il bel tempo sul nostro territorio, ma anche con un clima un po' più fresco rispetto ai giorni scorsi, in cui davvero abbiamo assaporato un anticipo d'estate. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la festività trascorrerà senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Avremo tanto sole con ampi spazi di sereno e solo con qualche modesto addensamento nuvoloso, ma del tutto innocuo. Temperature ancora in calo, minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 13 e i 17 gradi. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, con un ampio soleggiamento e un cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche annuvolamento al mattino con cielo a tratti anche coperto, a seguire più sole. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 18 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, auguri di una serena Pasqua a tutti voi.